Grazie. Allora, continua un po' questa specie di non stop puppesco, perché abbiamo avuto qua per 4 appuntamenti, diciamo, Venire a Venezia, che era una commedia sui veneziani. Oggi c'è questa ciacola sull'ambulatorio come palcoscenico, ma non è finita qui se non avete la sgionfa, come dicono in Laguna. Mercoledì, cioè fra 2 giorni, vi aspetto in uno spazio magico, non all'Ateneo, quindi si fa concorrenza a questo spazio, ma si può farlo, insomma, siamo in democrazia, a Micromega, che è al San Maurizio, a piano terra, che è lo spazio di Roberto Carlone e di Franco Avicolli, dove una mia cara amica, Anna Romanello, che è un'artista performer calabrese, ma vive a Roma ed è pendolare con Parigi, fa una mostra molto eccentrica, molto insolita, mescolando incisioni, foto, ritagli, strutture lignee, scatole, tessuti. E io farò un monologo per il suo onore, un monologo recente che è tratto dai 6 personaggi in cerca d'autore. L'anno scorso, cioè anzi il 21, era il centenario della prima dei 6 personaggi, cioè il figlio lo faccio parlare, quindi è una rivisitazione molto eccentrica e molto aspra dei 6 personaggi. Ma adesso dedichiamoci al tema del malato e del medico. Prima di parlare di loro due, parliamo di 2 concetti, cioè malattia e salute. Nel senso che se prendiamo un approccio da fiaba magica, il tema della malattia è vista come condanna, come caduta, come incubo da cui salvarsi. In chiave adulta, in chiave diciamo avanti con gli anni, non solo nel senso personale, individuale, che invecchiando insomma è evidente che c'è un appuntamento ineludibile, ma anche nella cultura stessa, la cultura europea in particolare, pensiamo all'asse romanticismo-espressionismo, cioè primo Ottocento, primo Novecento, la malattia da disgrazia è vista invece come una grazia. È una cosa paradossale, nel senso che spesso attraverso la malattia il personaggio, il protagonista, scopre altri valori, interrompe diciamo la sua concezione del mondo e della vita come produzione, come lavoro, e scopre altri punti di vista. E si ferma e scopre un altro se stesso magari, no? Ma ora torniamo invece alla coppia proprio che personifica i 2 concetti. Da un lato, diciamo, il medico e dall'altro il malato. Nella scala della relazione, di solito il medico sta in alto e il malato sta in basso. C'è una specie di gerarchia, il potere ce l'ha il medico e il malato è subalterno. Pensate un po' nell'ambito della storia delle maschere, del teatro rinascimentale in poi, questa coppia si chiamerebbe Salomone e Marcolfo o Salomone e Bertoldo. Pensate nel primo 600 in Francia, una delle grandi forme di comicità, si chiama Molière, sono questi medici enormi con questi nasi penzoloni che vanno in giro con dei clisteri terrorizzando il palcoscenico e anche la sala. E, ci dicono gli storici della cultura, quando la medicina fa un salto di qualità dalla magia da cui nasce, o dall'alchimia da cui nasce, e diventa inconoscibile, cioè il mondo contadino che aveva una dimestichezza con il mondo magico medico si trova all'improvviso a parlare una lingua diversa e non è più in grado di condividere le competenze con il medico stesso. E insieme a questo c'è il tema dei ruoli.
il gioco delle parti. Due testi, diciamo, che stanno all'inizio e alla fine di questo processo. Nel 1599, nel teatro elisabettiano di Shakespeare, del Globe Theatre, c'è As You Like It, la figura di Jacques, che è un depresso, diciamo è una specie di personaggio che ama le facezie, ma è triste dentro, no? Che fa quel famoso monologo su tutto il mondo è teatro, no? Cioè il vero teatro si fa fuori del teatro, dove tutti recitano una parte. E tra l'altro sulla bandiera, sullo stemma del Globe Theatre c'è quel totus mundus agit histrionem, all world's stage. Nel 1959, cioè 350 anni dopo all'incirca, esce in America un libro molto importante di un sociologo, Irving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, no? La vita quotidiana come rappresentazione, che dice lo stesso. Cioè tutti noi, nell'arco della nostra vita, come diceva Jacques, cambiamo personaggi attraverso il tempo. Una cosa è il nostro essere stati bambini, poi adolescenti, poi adulti, poi anziani, poi vecchi. Non c'è soltanto una metamorfosi del corpo attraverso il tempo, ma anche i nostri ruoli cambiano e noi abbiamo alcune parti da giocare. Quali sono? Innanzitutto i rapporti con la famiglia, siamo un ruolo nella famiglia, perché passiamo dall'essere figlio, passiamo all'essere magari marito, all'essere padre, all'essere nonno, e cambia molto, diciamo, l'ottica, ma poi abbiamo il rapporto con il lavoro, perché siamo una certa identità lavorativa. Quando poi il lavoro finisce e diventiamo quiescenti o in pensione, anche lì cambia qualcosa. Ma noi abbiamo tendenzialmente poche parti da rappresentare. Ma pensate, basta magari da giovani cambiare posto, andare in un altro paese dove si parla un'altra lingua, dove non ci conoscono, dove non ci riconoscono, e lì partiamo da zero. Il trauma dell'emigrante, no? Al di là del fatto di quello, il contesto tragico in cui avviene a volte l'immigrazione, ma è quello di trovarsi in un posto in cui si è liberi da una parte di recitare un nuovo ruolo, ma insieme l'ansia da prestazione, dobbiamo ricostruire un'identità che non abbiamo. E torniamo allora al gioco delle parti tra medico e malato. Non è solo un rapporto, diciamo, tra due personaggi o tra due parti o due ruoli, perché ognuno di loro è una molteplicità. Pensiamo al malato, da una parte è uno che è stato sano e vorrebbe tornare sano attraverso l'incontro salvifico col medico, e a sua volta il medico assume diversi ruoli agli occhi del malato, del paziente o del cliente, e lì c'è una differenza sostanziale tra l'essere visto negli occhi del medico come paziente, quindi che chiede compassione, condivisione, e l'essere visto come cliente. Molti di voi sarà successo, avendo a che fare con medici, una sterminata varietà di atteggiamenti dei medici. Io sono padre di un medico, sono figlio di un medico, sono un sandwich teatrale quasi, poi c'è un uomo di teatro tra due, ma ne ho viste tante a mia volta, perché ogni tanto vedi il medico compartecipe, amico, capita. E insieme il medico a cui gli occhi, mentre parla con te, come Paperon dei Paperoni, scattano il gioco dei dollari, quanto posso ricavarne. Questo capita spesso nel passaggio, a volte doloroso, dal sistema pubblico a quello privato, perché pensate i tempi di attesa in certi esami diventano spaventosi in certi casi. Ebbene, anche il medico è visto di volta in volta, pensate alle due grandi figure tipologiche del Dio del Vecchio Testamento, il Dio severo, il Dio crudele,
punitivo, e la figura invece salvifica del Nuovo Testamento, del Dio che si fa uomo e muore per salvarmi. Ecco, ci sono appunto queste varietà di prospettive, varietà di ruoli che spesso, diciamo, sfuggono ai protagonisti. C'è il tempo dell'attesa di una visita medica, tempo dell'attesa di essere ricevuti quando si è in ambulatorio, insieme ad altri colleghi di malattia, e c'è il tempo a volte della sentenza, perché uno degli strumenti di potere forniti al medico è che il medico a volte ti dà la sentenza. Lì io non ho mai capito, non so voi cosa ne pensate, se a un medico conviene dire la verità o dire mentire. Io ho un'esperienza autobiografica, diciamo di qualche anno fa, avevo una sorella che era molto bella, molto abituata con la bellezza così a volte anche a imporsi nelle situazioni, che ha avuto una sfortuna pazzesca, che ha avuto un tumore alla tiroide, che se uno deve scegliersi un luogo del corpo in cui avere un tumore, la tiroide è uno dei più leggeri, dove c'è una statistica altissima di uscite positive. Ma invece lei ha avuto, capita rarissimo, ha avuto il passaggio dalla tiroide alla trachea, e la trachea lì proprio attualmente, almeno la medicina. Lei era ricoverata al civile e c'era un giovane medico, alle prime armi forse, e lei l'ha messo in un angolo, ha detto: lei mi deve dire quanto tempo ho a disposizione. E questo qui tergiversava, cercava di salvarsi in angolo con delle perifrasi, no, perché io devo capire, pianificare, ho le figlie, bla 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 bla, e questo a un certo punto gli è scappato. 2 mesi. Voi pensate ai 2 mesi che mia sorella ha vissuto con una situazione di angoscia pazzesca, e io andavo a trovarla ogni tanto e mi diceva: siamo tutti condannati a morte, ma io so il giorno dell'esecuzione. E il medico era molto bravo, perché dopo 2 mesi puntualmente mia sorella è mancata. E questo lei non sapeva in quel momento di citare, senza saperlo forse, senza volerlo, un grande romanzo del 1910 di Rilke, Quaderni di Malte, in cui il narrante, che si trova a Parigi, dice che ognuno di noi è incinto della propria morte. Quindi c'è quasi una sorta di gravidanza universale, no? Il fatto stesso di nascere, in fondo, è un avviamento all'uscita di scena. E allora, la prima cosa su cui io mi soffermo, adesso comincio a fare dei pezzi teatrali, non temete, la parte, diciamo così, teorica, tra virgolette, insomma, sta finendo. Il primo elemento importante di questo ambulatorio dell'attesa è l'arredo, la scenografia, in quanto appunto è un palcoscenico. E allora prendo uno dei testi più celebri, prima citavo Pirandello, e Pirandello nel 23, cioè l'anno dopo la marcia su Roma, nel febbraio, 21 febbraio, debutta il suo testo che tutti voi conoscete, anche se non l'avete visto, ma è uno dei titoli più importanti che girano, L'uomo dal fiore in bocca, che nasce da una novella precedente, come capita spesso a Pirandello, che prima si intitolava Caffè notturno e poi diventa La morte addosso. Nel senso che siamo in un caffè di notte, dove c'è un avventore che deve essere un cliente, diciamo, che deve a tutti i costi far passare il tempo perché ha perso il treno e ha sulle mani i pacchettini che ha comprato per portare alla moglie e ai figli che sono in vacanza, molto agitato, e parla all'inizio tanto, e l'altro, l'uomo da fiori in bocca invece, che è uno sfaccendato che all'inizio ascolta, lo guarda e poi a un certo punto prende lui il possesso della conversazione, perché è l'uomo che sa di dover morire. E
il fiore in bocca, che è un epitelioma, e dice che ha il suono di una caramella, è un tumore metastatico, no? Dentro la bocca. E così comincia a parlare, descrivendo l'ambulatorio. Ci ha fatto attenzione? Divano di stoffa scura, foggia antica, quelle seggiole imbottite, spesso scompagne, quelle poltroncine, sì, roba comprata di combinazione, roba di rivendita, messa lì per i clienti, non appartiene mica alla casa, il signor dottore ha per sé, per le amiche della sua signora, un ben altro salotto, ricco, bello, chissà come striderebbe qualche seggiola, qualche poltroncina di quel salotto portata qua nella sala dei clienti, a cui basta questo arredo così alla buona, decente, sobrio. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliuola, guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto aspettando. Io no! Veramente, ah già, perché non era malato, ma neanche i malati spesso ci badano, sa, compresi come sono del loro male. Eppure quante volte certuni stanno là, intenti a guardare il dito che fa segni vani sul bracciolo lustro di quella poltrona su cui stanno seduti, pensano, non vedono. Ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita, riattraversando la sala, il rivedere la seggiola su cui poc'anzi, in attesa della sentenza sul nostro male, ancora ignoto, stavamo seduti, ritrovarla occupata da un altro cliente, anch'esso col suo male segreto, o là, vuota, impassibile, in attesa che un altro qualsiasi venga a occuparla. Cioè il soggetto è entrato dentro l'ambulatorio, ha notato alcune cose, si è seduto, adesso che è uscito dalla stanza del medico con la sentenza di morte evidentemente, riguarda quegli oggetti anonimi, insignificanti, la seggiola ad esempio, e il suo atteggiamento è molto cambiato. Vi leggo qui due frammenti, passo un po', questo è il mio narcisismo inevitabile in ogni studioso, come scrittore, da un mio romanzo che ha qualche anno, che è Ca' Foscari dei dolori, del 15-16, è uscito nel gennaio del 16 di fatto, perché ci sono due ambulatori e due visite che deve il protagonista, che è un professore frustrato, con la carriera rovinata, deve attraversare. E la prima visita è alla prostata, che è un appuntamento, diciamo, quasi inevitabile dopo una certa età. Il professore sta facendo esami in dipartimento e sta pensando che avrà questa visita. Ha gridato ai ragazzi, intruppati nell'attesa febbrile del loro turno davanti alla sua stanza, che verrà il giorno in cui rimpiangeranno quei timori. In quel preciso momento si ricorda che la settimana prossima al controllo preventivo alla prostata, nonostante abbia giurato a se stesso di star lontano dagli ospedali. Dovrà dunque spogliarsi di nuovo davanti all'urologo, subire una visita umiliante col dito agguantato del medico che gli penetra lo sfintere, una sorta di sodomia. Si accorge di aver paura sia del responso sia della nudità. L'anno precedente era la sua iniziazione in quel tipo di visita, il medico gli aveva chiesto se aveva difficoltà con la minzione e lui aveva confessato che spesso sognava di notte di non riuscire più a pisciare, di avere un blocco, che si svegliava correndo al bagno, poi mentre
lanciava urli squassanti in risposta a quell'ignobile perlustrazione e il medico, sorpreso, aveva mormorato guardando l'assistente: e che sarà mai? E che sarà mai? Allora lui aveva replicato, riprendendo al controllo: facciamo cambio? Perché però quella paura? Si immagina il viso impallidito, sbiancato, se mai gli verrà ordinata con urgenza un supplemento d'indagine. Sì, sono proprio incoerente, si dice, avviandosi verso la porta. Odio questa vita, ma non intendo lasciarla. Un altro pezzo, sempre lo stesso personaggio, questa volta è la visita per il colon, altro appuntamento indispensabile a una certa età. La mattina dopo Giacomo soffa nel corridoio dell'ospedale dietro una fila di persone tutte in attesa di farsi consegnare il test del sangue occulto. Sì, anche lui dovrà poi tornare là con la striscia delle proprie deiezioni, avvolta e protetta da un piccolo vetro plasticato, simili a re magi, senza oro, incenso e mirra, nessuna capanna, nessuna stella, nessun angelo, nessun pastore, nessun salvatore soprattutto. Davanti e dietro a lui, vicini di quartiere, anche frequentazioni di gioventù che non vede da una vita, tutti sconciati dagli anni, molti più anziani di lui e imbarazzati quanto e più di lui nel ricevere quell'involucro intimo. Un suo collega in dipartimento l'ha già fatta e sostiene con puntiglio la moltiplicazione esponenziale delle statistiche dei tumori nei maschi. Non costa niente e insomma bisogna farlo. Nei minuti che precedono il proprio turno ognuno scherza, cercando nella comicità grossolana di vincere lo smarrimento. Nel dépliant, con le spiegazioni, incalci una nota minacciosa, non manca di colpire gli astanti. Lasciare il numero di casa, in caso sia necessario richiamare dopo l'analisi. Qualcuno dunque verrà stanato e convocato con urgenza, premessa di altri tormenti da parte del sistema sanitario. Oltre allo spazio della visita e il tempo relativo, c'è poi, quando uno è messo di fronte alla sentenza, il rifiuto, quello che si chiama la denegazione, con un termine freudiano. C'è un grande racconto, se non l'avete ancora letto dovete correre a farlo, uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale, del 1886, di Leon Tolstoi, La morte di Ivan Ilyich. E il protagonista, che è un personaggio importante, ricco di potere, per caso scopre di avere una malattia incurabile e di essere avviato alla morte, e quindi odia il mondo, odia la vita, odia la moglie, la figlia, che continuano a fare la loro vita capricciosa, fatua. Quando vanno a teatro, per esempio, e vanno a salutarlo, si sente la loro impazienza a lasciare, lui li guarda con un disgusto e con un enorme rancore. Non accetta e si chiede: perché a me sì e a loro no? L'unica persona positiva è questo contadino Gerassim, che lo cura come una badante, insomma, lo lava, no? Non gli fa schifo niente, e lui chiede come mai, dice: no, è normale, naturale, se a me capitasse vorrei che qualcuno lo facesse a mia volta. Cioè la figura un po' evangelica, no? Primitiva, no? Che è un po' così l'ideologia tolstoiana. E poi c'è all'improvviso questa crescita, ecco, dicevo, la malattia come cambiamento, all'improvviso accetta e cambia tutto. E una sera che la moglie e la figlia, come al solito, stanno per andare a una festa,
Lui prova una infinita pietà per loro, non più odio, rancore, invidia, perché anche loro passeranno per questo momento e non lo sanno. E sta per dirglielo che ha ripreso ad amarli e avere pietà di loro quando la comunicazione verbale all'improvviso si blocca e perde la bava e in realtà sta morendo. E quello che doveva essere il messaggio di amore, di accettazione, è un fisiologico atto, no? Finale, no? Ed è qualcosa di tremendo. Un caso simile, proprio sul rifiuto fino in fondo e il finale cedimento, si ha in un grande scrittore bellunese che è Dino Buzzati. E Dino Buzzati nel 1937, quindi in pieno fascismo, scrive una novella che si chiama Sette piani, di questo grande avvocato, un vincente, Giuseppe Conte, pensate, questo nome, Giuseppe Conte, che va a fare un controllo, sta benissimo, in una strana clinica molto avanzata del ricco milanese, ed è una clinica divisa per piani, dal 7° piano in giù, e i casi leggeri dove si entra e si esce in giornata, il 7° piano, e man mano che invece la malattia degenera e si fa seria, si scende. E tutto questo percorso viene attraversato, diciamo, e alla fine lo vediamo a piano terra. E diventa nel 1953 un dramma teatrale, un caso clinico messo in scena, ma con sfortunata, diciamo, incidenza col pubblico, da Giorgio Strehler. Vi leggo dal dramma, testo teatrale, quando proprio c'è questa reazione, c'è un coro quasi da antica tragedia per capire l'isolamento del malato, e in più di nuovo emerge la lingua tecnica della medicina, che spesso è una lingua impronunciabile, una lingua esoterica, Molière, la medicina che si stacca dalla magia e parla latinorum, diventa una lingua incomprensibile. Che c'è? L'hai visto? Chi? Chi? Ma lui no! Perché? Sì, l'ho visto, sì, anch'io l'ho visto. Anche lei? Anche lei, scusi, l'ha visto? Sì, l'ho visto anch'io. Dite una cosa, avete notato che... Che cosa? Osservatelo, non è mica più come il solito. Ma cos'ha? Non lo so, signora, vorrei ben saperlo. Certo è bizzarro. Non sta bene? Ah, io credo che stia bene. Crede lei che stia bene? Ah, perché questa risata? Lei crede che stia bene? E cosa avrebbe allora, secondo lei? Sì, ci dica, cosa avrebbe? Signori miei, si tratta di... Ma di cosa? Di cosa? Pare si tratti di melanomiasi stimafirst. Cosa? Scusi, cosa ha detto? Melanosinifro... Ma che parola, che terribile parola. Melanomiasis... No, che bella parola, anche così incompleta. Parola bellissima. Un altro atteggiamento che circonda la malattia quando diventa sentenza è il segreto. Non se ne deve parlare, non può essere nominata. Pensate, ci sono degli eufemismi, dicevo prima nell'uomo al fiore in bocca, il malato terminale pronuncia la sua malattia, questo male che gli è entrato dentro, che diventa la morte addosso, e la chiama epitelioma. Pensate, il mal sottile, perché se il tumore diventa leader, protagonista nel Novecento, nell'Ottocento era la tubercolosi. E spesso i personaggi femminili della décadence sono affletti proprio da questo mal sottile, no? Che veniva spesso collegato anche con un grande erotismo, no? Donne pallide, con grandi occhiaie, insonni, eccetera, eccetera. E pensate il trauma che ha fatto la televisione nel 73, quando un giornalista vicentino,
che io ho conosciuto, che era un uomo straordinario, Gigi Ghirotti. Non so se quelli che hanno sono la mia generazione, forse ricorderanno quella trasmissione a puntate che si chiamava Lungo viaggio nel tumore. E lui inizia con una carrellata sui reparti oncologici, dicendo: buonasera signori e signori, ho il tumore. Cosa che di solito non si deve dire, che si nasconde. E lui lo dice pubblicamente. È stata una cosa traumatica, perché ha avuto poi anche tutta una serie di polemiche, ma come si fa, esibizionismo, e dopo un po' è morto Gigi. Bene, la differenza quando poco tempo fa, nel 2019, Nadia Toffa, che era una giovane star, diciamo, mediatica, faceva una trasmissione cult, Le Iene, e a sua volta ha annunciato che aveva il tumore. Perché qui oramai c'era una specie di liberazione rispetto a questo tabù, il silenzio. Non nominare Dio invano, non nominare la malattia invano, no? Anche Baricco, uno scrittore di cui sono amico, l'anno scorso ha pubblicato un articolo traumatico in cui, prima pagina, essendo una star della narrativa, in cui dichiarava di avere la leucemia. Sono atteggiamenti che io in qualche modo collego a quella riflessione di un grande epistemologo ebreo, Walter Benjamin, sul... aspettiamo che qualcuno riesca a chiudere questo infernale aggeggio, se è possibile, ma il bambino che gioca al lupo, nel timore di essere dal lupo divorato, giocando al lupo, c'è questa sorta di cavalcare la tigre della paura. Non ho più paura perché ci gioco, sono io il lupo. Così nel momento in cui tu racconti agli altri la tua malattia, racconti addirittura in pubblico, sul giornale o sulla televisione, chiami gli altri a raccolta ed è un invito alla condivisione del male. Non è più una colpa il male, è un viaggio, è un'esperienza in cui cerchi gli amici che possano con te condividere questo percorso. E l'aspetto, diciamo, che in qualche modo rientra in questo atteggiamento è, dicevo all'inizio, malato, sano, malato. Il passaggio dalla malattia alla salvezza, e non quindi la deriva negativa, come avviene? Di solito, pensate appunto al discorso di Molière, il passaggio dalla magia alla medicina scienza lontana, esoterica, incomprensibile. Due grandi sociologi francesi, Marcel Mauss e André Hubert, nel 1902 pubblicano la teoria generale della magia, in cui mostrano che nelle popolazioni selvagge, nel mondo primitivo, tribale, chi è che fa da medico, da stregone? L'ex malato. Cioè la malattia ti consente di trasformarti in medico, non sono le lauree universitarie, ma tu passi attraverso la malattia e diventi esperto, competente, quindi puoi diventare a tua volta medico. Nel Meridione in particolare, questo nostro grande etnologo perseguitato da Croce, che era De Martino, Ernesto De Martino, nel 1950, l'anno in cui esce il libro di Goffman sulla vita quotidiana come rappresentazione, scrive su De Magia, in cui mostra nella civiltà contadina, lucana, calabrese, pugliese, campana, queste tecniche, diciamo, dell'immaginario collettivo, in cui medici e malati si equivalgono e sono delle soluzioni chiaramente ridicole. Cioè, l'itterizia, come si cura l'itterizia? Vai a fare pipì all'orizzonte dicendo come una formula magica che il mal giallo vada dal vicino. È chiaro che non curi così l'itterizia e quindi la medicina tecnica rappresenta un enorme passo in avanti sulla diagnosi e sulla terapia. Però la separatezza traumatica
tra chi sta sotto e chi sta sopra aumenta. Pensate, una nostra grande attrice e scrittrice friulana, vicentina, Giuliana Musso, nel 2002, 20 anni fa, ha scritto questo testo che portava in giro per tutta Italia, Nati in casa, sul passaggio dalle nascite che avvenivano nella cultura contadina nelle case, è chiaro con percentuali molto alte di esiti negativi, ma dove tu eri protetto ed eri dentro un ambiente confortevole, tra virgolette, nella solidarietà della famiglia o della grande famiglia multipla, diciamo, nonni, bla bla. Nel passaggio all'ospedale a volte invece c'è questo senso di separatezza, di isolamento, eccetera, eccetera. Vi leggo un pezzo divertente, questo quindi molto allegro, ma un'allegria un po' di Achille Campanile, che nel 1931, in Campagna, un'altra cosa, è una specie di romanzo teatrale con dei pezzi che si alternano, e qui c'è questo episodio di due medici malati. Quando il medico si ammala, è un po' buffo, no? Per gli altri. Pagliuca era a letto quando entrò il medico ottantenne. Mio caro, voi sapete che da gran tempo non esercito più a causa dell'età e degli acciacchi che mi affliggono. Son venuto proprio perché siete voi. Ve ne ringrazio, ma potevo chiamare un medico più giovane di me, non sarebbe stato decoroso. L'ho capito e perciò son qua. Che vi sentite, caro collega? Prima eravamo colleghi, ma ora io sono l'ammalato e voi il medico. È vero. A un tratto quest'ultimo barcolla. Ai! Stiamo per diventare un'altra volta colleghi. Forse sto per guarire? No, sto per ammalarmi io. Sentitemi il polso. Veramente vi ho mandato a chiamare perché voi lo sentiste a me, ma il dovere è anzitutto. E l'ammalato si trasforma in medico. Perbacco, voi state malissimo, dovete mettervi subito a letto, aspettate. Si alza e cede il suo posto al medico divenuto ammalato. Non vi disturbate, caro, io ero venuto per curarvi e non per essere curato. Già, ma se io non curo voi, chi curerà me? È vero, ma se voi siete ancora malato, non potete occuparvi di me. Allora chi comincia? Sorteggiamo. No, curiamoci tutti e due reciprocamente e contemporaneamente. Si mostrarono le lingue. Poi, mediante una complicatissima posizione, si ascoltarono l'un l'altro, finché forse a causa dello sforzo, il più vecchio, come era da prevedersi, soccombette. E finisco con l'ultimo aspetto. Aspettate. L'ultimo aspetto è lo sguardo del medico. Torniamo al medico diviso tra Vecchio e Nuovo Testamento, tra il Dio severo e il Dio figlio, la figura di Cristo, nel senso della compassione, dell'Einfühlung, come dicono nella cultura tedesca, nell'ambito espressionista. Parto nello sguardo buono, lo sguardo empatetico, da un famoso dramma di August Strindberg, 1902, tra l'altro, proprio lo stesso anno della Théorie générale de la magie di Mauss e Hubert. E qui c'è questo cieco, che è una figura tipica della cultura simbolista, che racconta questo episodio e dove c'è lo sguardo giusto, lo sguardo che dovrebbe sempre avere il medico compartecipe. Mio figlio, il mio unico figlio, partirà per l'estero sul mare vasto, potrò accompagnarlo solo coi miei pensieri. Adesso sento lo strepito della catena, qualcosa che sventola,
come biancheria stesa su una fune, fazzoletti bagnati forse, e sento gemiti e singhiozzi, gente che piange, forse lo sciabordio delle onde contro le barche, oppure le ragazze sulla spiaggia, abbandonate, inconsolabili. Una volta ho chiesto a un bambino perché il mare è salato, e il bambino, che aveva il padre imbarcato in un lungo viaggio, rispose subito: il mare è salato perché i marinai piangono tanto. Ma perché piangono tanto i marinai? Perché devono sempre partire e per questo fanno sempre asciugare i fazzoletti sugli alberi della nave. Ma perché gli uomini piangono quando sono tristi? Perché ogni tanto le lenti dell'occhio devono essere lavate per vedere più chiaro. E c'è invece l'altro occhio, dal Vecchio Testamento. L'occhio crudele. Un grande scrittore vicentino, anzi di Malo, provincia di Vicenza, Meneghello, Luigi. Nel 76 scrive una specie di diario di bordo, un saggio autobiografico sulla sua formazione di ragazzo italiano sotto il fascismo. Fiori italiani. E racconta un momento di grande sua enfasi, cioè di assimilazione al fascismo, vuol difendere la nazione, la patria, come pilota. Giovanissimo va a farsi una visita da questo medico militare, che ha uno sguardo chiaramente da Vecchio Testamento. La visita fu complicata. Lo fecero montare, perché è in terza persona, lo fecero montare su una poltrona che tremava, urinare in una provetta, osservare dei disegni a colori banali. Infine il dottore lo fece spogliare nudo e mettersi lungo disteso su un lettino, e con uno sguardo alle sue vergogne gli disse freddamente: scappella! Non si poteva distinguere se era un ordine o un insulto. Esse, nome del protagonista, fece un sorrisetto interlocutorio. Scappella! Disse il dottore con tono più energico. Era un imperativo. Gli ordinava di fare una cosa, ma sta a capire che cosa. Cosa può volere da me, pensava esse? Cosa dovranno fare i piloti? Gli venne l'idea insana che il medico volesse vedere un suo atto impuro. Scappella, per Dio! Disse il dottore. Cominciava a infuriarsi perché esse non scappellava. Esse si sentiva invece diviso in due parti, una incline a dire: dare del tu a vostra sorella e che scappelli lei. L'altra che non sapeva che pesci pigliare. Timidamente si prese in mano le vergogne, le mosse di qua e di là, e il dottore si curvò a guardare. Qualche anno più tardi, alla visita di leva, un altro dottore ordinò a esse di piegare la schiena e gli guardò a lungo là dietro. Ma cosa cercavano questi dottori? E alla fine si rialzò, non un muscolo del suo viso si muoveva. Ultima citazione, ed è finita questa rapida cavalcata, sempre sul tema dello sguardo freddo, impietoso, solo scientifico, Vecchio Testamento. Torniamo ad Achille Campanile, con un altro testo, Se la luna mi porta fortuna, del 28. E qui c'è proprio una sorta di climax della freddezza dello sguardo, no? Sembra proprio una visione apocalittica. Che senso c'ha curare i pazienti se poi tutti moriamo? E quindi affronta il tema della paura della morte. Aver paura della morte è ridicolo, signori. Noi siamo provvisoriamente vivi. L'essere vivi è uno stato eccezionale, transitorio. I chimici direbbero uno stato allotropico.
del nostro stato normale, che è essere morti. Basterebbe mettere in rapporto la durata del tempo che si è vivi con quella del tempo che si è morti, per capire come la vita sia un attimo di distrazione di un morto. Si è vivi per un minuto e si è morti per l'eternità. Grattate il vivo e verrà fuori il morto. Spogliatelo fino all'osso e troverete uno scheletro già pronto. Guardate quelli che passano per le strade. Sono strani morti che per un certo numero di anni la mattina si alzano in piedi, fanno la loro toletta, prendono il bastoncino, escono di casa, alcuni accendono una sigaretta e fumano con grande naturalezza. Guardateli, mentre gli vengono incontro sul marciapiede come preti, militari, borghesi, serve, gran signori, pezzenti, professori, questi morti con la paglietta, le ghette, i guanti, gli occhiali, l'ombrello, col nodo alla cravatta e i bottoni nelle asole, alcuni persino con la tuba. Essi sono 1000 miglia lontano dall'immaginare di essere già morti. A vederli camminare così seri, così pieni di sussiego, come se fossero sempre stati vivi e dovessero esserlo sempre, fanno crepare da ridere. Stanno per qualche anno in movimento, si agitano, strillano, piangono, si innamorano, fanno le facce feroci e fra 70 anni, fra un secolo più tardi, saranno tornati al loro stato normale, che è di essere morti. Grazie.